L'elezione del garante dei diritti della persona per la Regione Veneto è un passaggio importante per quel che riguarda la nostra Regione. Col nuovo garante individuata nella figura del dottor Mario Caramel, una figura di spessore, una figura con un'esperienza sia come segretario della Giunta regionale ma anche un'esperienza amministrativa precedente particolarmente importante. Noi ci associamo, diciamo, ai complimenti per il lavoro fatto dalla precedente garante, la dottoressa Gallinaro, che è stato evidenziato nelle sue relazioni, che riguardano specialmente i diritti, diciamo, delle persone che hanno perso la libertà come i detenuti nei carceri e situazioni particolarmente difficili per quel che riguarda i diritti dei minori. Ciò che è grave non è certamente l'individuazione del nome, è una persona di cui abbiamo rispetto, ma le modalità con cui si è arrivati all'individuazione di questo nome. Dopo una proroga, addirittura una legge che ha prorogato per 45 giorni la garante precedente, la dottoressa Gallinaro, si è arrivati oggi a proporre l'ex segretario di giunta, quindi un nome già conosciuto, già noto, soltanto per le beghe, le discussioni interne alla maggioranza che hanno portato a questo incomprensibile rinvio e a questa proroga. Il garante ha un ruolo fondamentale, cruciale per i minori, per le persone detenute e più in generale per chi ha bisogno di una difesa civica nel nostro territorio. Il fatto che sia stato oggetto di una discussione, una trattativa politica e di una scelta senza concordare e condividere con le minoranze questa decisione, per quanto ci riguarda, è stato un fatto grave che segna un precedente.